sarebbe approvata a Sassari già diversi anni fa se ci fosse stato l'impianto in condizioni buone per farlo. Purtroppo l'impianto era un po' di anni in condizioni di abbandono. Io ho denunciato questa situazione per diversi anni, adesso finalmente è stato ristrutturato e finalmente ho avuto il piacere di poter correre una gara importante a casa. Oscar Ildor, Giovanni Pugioni, Stefano Tilli, Andres da Silva, Nicola Suni, Nicola Carcia. Ed ecco il via, anche se Gianni non ha spinto come avrebbe dovuto. La stazza sportiva per Gianni Pugioni, mi sembra per dietro Stefano Tilli da Silva, e vince da Silva, il brasiliano Andres da Silva davanti a Stefano Tilli, mi pare. Esatto, davanti Pugioni a è rimasto Tilli e Pugioni, sì. 10 e 21. 10 e 20. Stiamo rivedendo il rallenti della gara dei 100, il brasiliano anticipa Stefano Tilli, soltanto terzo Giovanni Pugioni, davvero un peccato, i tifosi sassaresi si attendevano da lui una grande prova, ma Andrea Silva è partito bene, ha chiuso alla grande davanti a Tilli. Stiamo rivedendo appunto il replay e il brasiliano che saluta il pubblico, vittoria nei 100 di Andres da Silva con il tempo di 10 secondi e 21. 10 e 21. 10 e 21. Un discreto risultato. Pascal Eldor, Andres da Silva, Kevin Branskill, Andrea Colombo, Gianni Pugioni, Maurizio Checcucci. Dovrebbe essere tutto pronto per questa gara, partenza valida, telecamere sui 200 metri maschili. Da seguire Andres da Silva, Gianni Pugioni e Kevin Branskill. Ecco Gianni Pugioni sta uscendo fuori, però da Silva, check da Silva e da Silva dovrebbe aver vinto. 20 e 59 3S Andres da Silva, bis di Andres da Silva che ha vinto anche nella gara dei 100. Pugioni forse è terzo Gianni Pugioni, quindi primo Andres da Silva, quindi bis per lui. Dopo i 100 si è imposto anche nei 200.